Così succedeva a Concordia fino al secolo scorso. Ma non avevo sentito de fia de finanza. Qualchidunque che vuol mal, el che fanno fattura de sicuro. Sta putea non mangiava più, sveniva, di notte parlava, vedeva delle cose strane. Nessun medico riusciva a guarire questa bambina. Allora suo padre prese la decisione di rivolgersi alla maga della salute di Livenza. Questo padre preoccupato, che non aveva molti soldi per comprar da mangiare, ma per la maga ce li aveva, le raccontò i fatti e lei gli impose di disfare il cuscino della figlia e di rovistare tra le piume. Così fu fatto e tastando e cercando fu trovata tra le piume una coroncina rosa intrecciata. Il padre tornò dalla maga, che gli diede nuove istruzioni. Devi mettere la coroncina in un sacchetto che ti appenderai al collo. Poi, senza mai voltarti indietro, devi recarti a un crocevia. Appoggia la coroncina nel centro della crosara e dalle fuoco! E lui, tornato a casa, prese la coroncina e si avviò verso il crocevia. Mentre camminava, una specie di ululato si sprigionava da quel sacchetto, ma lui proseguiva imperterrito. A missione compiuta tornò a casa e rimase sbalordito, perché dal momento che la coroncina era stata bruciata, la bambina aveva cominciato a star meglio. Calchidun, che voleva mal, e il che aveva fatto de sicuro un striamento. Con questo commento finale la conversazione finiva, senza che nessuno osasse ribattere, tanta era la convinzione. E là da Jerumin vi ho sentut. Anche da Jerumin capitavano dei fatti molto strani, inspiegabili. Una scrofa una notte, contravvenendo al naturale istinto materno, cercò di mangiare i suoi piccoli appena partoriti. Oltre che una cosa innaturale, sarebbe stata anche una disgrazia per la famiglia, che poggiava buona parte del sostentamento sull'allevamento dei maiali. La padrona di casa, Giovanna, non sapendo cos'altro fare, corse in casa, prese con sé la bottiglia dell'acqua santa e mentre Somissier teneva aperto lo sportello, lei cosparse la scrofa con quest'acqua, che sortì immediato il suo effetto miracoloso. La bestia non l'ha tocca neanche un chirinut saveo. Il giorno dopo la Giovanna volle assicurarsi il miracolo. Andò da Monsignor Frasanchin, fece benedire la farina per il paston, lo diede alla scrofa e questa tornò ad allattare amorevolmente i maialini. E che ha che gatto Beppi? Ma lo veo savest? Già, dovete sapere che a Beppi erano sparite tutte le anatre, ne aveva il cortile pieno, c'ha un patrimonio tut quel poan. Ebbene, lasciato un giorno lo sportello aperto, le anatre non si videro più. Era davvero una disgrazia grande. Allora Beppi tornò dalla maga della salute. Lei gli diede di nuovo delle indicazioni precise. Te insegnami dove andare in cerca. Va a vedere al puinar 3 case pivanti de ti e là te troverai. Le trovò davvero Beppi. Ma come ha fatto la maga?
È inutile chiedere come facesse la maga a saperlo, lo sapeva e basta perché era una maga potente. Sempre a Concordia, anche la Nina per suo figlio dovette ricorrere alle arti di una maga. Meni aveva 12 anni, stava crescendo velocemente e perciò era sempre affamato. Per la verità non c'era nemmeno molto di che sfamarsi. Alla sera, quando veniva spartita la cena, la parte più grande spettava agli uomini che lavoravano tutto il giorno nei campi. Alle donne toccavano gli avanzi e i bambini mangiavano con la mamma. La cena per loro era quasi sempre a base de pastariei, polenta tenera e latte, che non riuscivano certo a calmare quella fame vagante che non li lasciava mai. A Meni la fame azzannava lo stomaco e che ingroppava le budella, allontanandolo da un sonno pacioso. In piena notte si svegliava sudato, senza fiato. Vedeva una donna vestita completamente di nero, con un fazzoletto in testa, i capelli da strega e due occhi inquietanti che pareva gli uscissero dalle orbite. Questa figura sconvolgente gli saltava addosso e cercava di stringergli il collo per soffocarlo. Era la fracua. Una mattina Meni si decise a raccontare il fatto alla mamma. Bambin, te so compien, adeste dai una onza de olio de ricino, così te tenete benon il corpo. L'effetto dell'olio di ricino, associato alla fame cronica, stava rendendo Meni sempre più debole, ma soprattutto lui continuava a vedere la fracua. D'accordo con il padre, la mamma portò Meni dalla maga di Latisana perché, secondo loro, il bambino era stato stregato da qualcuno che gli voleva male. La fattucchiera, dopo aver girato attorno al bambino tracciando con le mani degli strani gesti, confermò che una vicina di casa gli aveva fatto una fattura. Per liberarsene dovevano disfare il cuscino, cercare tra le piume una croce e bruciarla subito. La mamma di Meni, in effetti, trovò un grumo di piume indurito che sembrava proprio una croce e lo bruciò. Da allora Meni non disse più alla mamma che vedeva la fracua, ma solo per sottrarsi all'olio di ricino.